È stato arrestato nel tardo pomeriggio di mercoledì Mauro Padoan, il 55enne che la mattina aveva ucciso la mamma di 76 anni, Sonia Padoan, accoltellandola, nell'appartamento al secondo piano di via Calvi a Marghera, dove i due vivevano insieme. Dopo l'omicidio, Padoan, insegnante di sostegno in una scuola di Dolo, ha chiamato la polizia, giunta poco dopo sul posto con le volanti, dicendo «Ho ucciso mia mamma». È stato trasportato all'ospedale per le ferite da taglio sul corpo e in serata interrogato dal magistrato Stefano Buccini. Si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Venerdì mattina comparirà davanti al giudice per la convalida, mentre nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dell'omicidio. Ancora molti i punti da chiarire, infatti. Il 55enne stava tentando di suicidarsi oppure ha provato solo dopo aver accoltellato la mamma? All'interno della camera da letto, dove c'era il corpo della 76enne, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 4 coltelli da cucina, alcuni sporchi di sangue. Alle spalle della famiglia il tragico suicidio del fratello minore del 55enne per una delusione d'amore e la morte del padre. Eventi che avrebbero turbato nel profondo l'assassino, che di recente aveva preso il cognome della mamma. All'indomani molti vicini di casa sono ancora sotto shock per l'accaduto. 2 anziane signore hanno addirittura preferito andare a casa dei figli per qualche giorno. Difficile e doloroso pensare che a pochi metri da loro un'anziana, un'amica, sia stata uccisa così.